A Ceresara si riaccendono i riflettori sulla Fiera della Possenta, una manifestazione che rinnova la celebrazione dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria il 25 marzo, una festa solenne che in passato si teneva proprio all'interno dell'oratorio della Madonna della Possenta. È questo il primo appuntamento primaverile con esposizioni ed eventi che riguardano agricoltura, gastronomia, cultura e spettacolo, ma soprattutto è l'occasione per riportare la 71esima edizione del Gran Premio Fiera della Possenta Memorial Cavalier Enzo Bertoni sulle strade di Ceresara. Ad abbassare la bandiera della via il primo cittadino di Ceresara, Simone Parolini, in sua compagnia anche Fausto Armanini, presidente del comitato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana di Mantova. Sono 121 gli atleti che sono schierati ai nastri di partenza in una giornata dal clima decisamente primaverile, e non c'è nemmeno il tempo per dire che si è partiti e il gruppo si dispone subito in lunghissima fila indiana. Ad imporre il proprio forcing sono le maglie della Opla Petroli Firenze Don Camillo, le casacche giallo-nere dirette da Matteo Provini, che decidono subito di forzare il ritmo per provare a sorprendere gli avversari. La formazione toscana era in gruppo con Ghigino, Ferri, Nencini, Bosini, Pencedano, quindi Quartucci, Cretti, Porta e Fiaschi. Questi atleti sono proprio tra i più attivi nelle prime tornate di gara e riescono nell'intento di strappare all'attenzione del gruppo un drappello di una dozzina di unità. Li vedete ora in azione, i battistrada, che riescono a guadagnare subito nel volgere di poche tornate una trentina di secondi sul resto del gruppo. In testa alla corsa sono rappresentate quasi tutte le formazioni al via, ma il gruppo sembra comunque intenzionato ad andare a chiudere lo strappo, perché appunto mancano ancora tanti chilometri al traguardo. Si correva sulla distanza delle 30 tornate sul circuito locale, 108 i chilometri da percorrere, perfettamente allestiti dall'Unione Ciclistica Ceresarese del presidente nonché direttore di organizzazione Simone Pezzini. Tutto perfetto a Ceresara per una giornata che voleva essere di festa e di sport, e sono gli atleti Elite Under 23 a regalare spettacolo proprio grazie all'entusiasmo e alla passione degli atleti della Opla Petroli Firenze, che riescono quindi a portare via un drappello. Con il passare delle tornate in testa alla corsa si seleziona un quintetto, mentre tutti gli altri attaccanti vengono raggiunti dal gruppo, e quando siamo al passaggio ai 12 giri al termine vedete 5 atleti al comando che viaggiano con 1 minuto e mezzo su un gruppo che prosegue ancora in lunghissima fila indiana. Sempre altissima la velocità sul circuito di Ceresara. Intanto a comandare la corsa sono Nicolò Galli dell'Arvedi Cycling, Walter Ghigino e Tommaso Nencini della Opla Petroli Firenze Don Camillo, quindi Riccardo Perani della Gallina Ecotec Lucchini e Francesco Della Lunga della Colpac Ballanna. In gruppo vedete si registra anche una caduta, ma l'atleta fortunatamente della Delio Gallina viene subito soccorso dai sanitari e la curva viene messa in sicurezza dagli organizzatori. Anche questo sintomo di una ottima organizzazione, quella messa a punto da Simone Pezzini con il suo staff, e intanto la corsa prosegue. È un vero e proprio braccio di ferro quello che viene inscenato tra i 5 battistrada e il resto del gruppo. In testa al plotone si portano anche le maglie della Gragnano e poi quelle della Overall, con l'intento di andare a chiudere il gap, ma intanto in testa si è già proiettati verso il finale. Siamo al suono della campana e vedete che sono già iniziati gli scatti. Ci prova subito Nicolò Galli, sulla sua ruota c'è subito Tommaso Nencini, quindi gli altri 3 attaccanti. Ormai il gruppo all'ultimo giro è costretto ad alzare bandiera bianca. Vedete, a controllare la situazione sono ancora le maglie della Opla Petroli Firenze, quindi si va verso un finale combattutissimo. Ad allungare in solitaria proprio negli ultimi chilometri è Tommaso Nencini, che si presenta tutto solo sul rettifilo d'arrivo. È una passerella d'onore per il ragazzo 21enne toscano, che va così a cogliere il primo successo stagionale. Un atleta di sicuro valore che arriva in solitaria sul traguardo di Ceresara. Seconda piazza allo sprint con Francesco Della Lunga della Colpac Ballan, che sfoga tutta la rabbia in questo sprint. Terzo posto per un esultante Walter Ghigino, anche lui della Opla Petroli Firenze, quindi Nicolò Galli dell'Arvedi e Riccardo Perani
della Gallina Ecotec Lucchini. Si sprinta invece per il sesto posto ed è ancora una maglia della Opla Petroli Firenze ad andare ad aggiudicarsi questa volata. Si tratta di Lorenzo Quartucci, che chiude davanti al compagno di squadra Matteo Fiaschi, quindi Davide Boscaro, Lorenzo Cataldo e Davide Vignato. Tommaso Nencini è anche il nuovo leader del Prestigio d'Oro Ale 2022, la challenge messa a punto dal patron Agostino Contin, che proseguirà poi nel corso della stagione con altre interessanti prove. La stagione organizzativa invece dell'Unione Ciclistica Ceresarese è già rivolta verso il sabato 16 aprile, quando a Casteldario, sempre in provincia di Mantova, si correrà il Memorial Vincenzo Mantovani. E ora la parola passa ai protagonisti di giornata. Tommaso Nencini, a Ceresara hai rotto il ghiaccio, il 2022 quindi ti regala un bel sorriso. Sì, dai, sono soddisfatto di questa vittoria, soprattutto per la squadra che dovevamo vincere, oggi ci siamo riusciti. E niente, era iniziata abbastanza male per me la stagione, non riuscivo a finire le gare per problemi di salute dovuto al Covid che avevo preso a gennaio. E ora piano piano la condizione sta arrivando, oggi sentivo che potevo fare bene, con Matteo Provini abbiamo deciso subito dall'inizio di attaccare, di tenere la gara movimentata anche per il fatto che eravamo in superiorità numerica come squadra. E è riuscito a venire via come Gigino e poi ci siamo sempre trovati bene d'accordo con tutta la fuga, abbiamo sempre girato bene e poi alla fine ci siamo messi d'accordo io e lui per non arrivare in volata e provare a attaccare. E fortunatamente sono riuscito a venire via da solo e a riuscire ad arrivare da solo al traguardo. Prima vittoria stagionale, serve intanto una grande dedica. Sì, la dedica va a tutti gli sponsor che ci stanno dando una grande mano, a tutta la squadra, a tutti i compagni, all'allenatore, a massaggiatori, a meccanici, al team manager, e a tutta la famiglia e a tutti i miei amici. E adesso che c'è la prima vittoria, a quali traguardi si guarda? Beh, innanzitutto voglio far bene anche domenica prossima alla Milano Busseto, voglio far bene alla Liberazione a Roma e cercare di far bene le più gare possibili per farmi vedere anche dal CT della nazionale, dalle squadre professionistiche, perché l'obiettivo è quello di fare il più possibile e di provare a passare a fine stagione. Siamo con il primo cittadino di Ceresara, una fiera della Possenta, una festa del ciclismo che torna finalmente su queste strade. Esatto, una festa che ritorna dopo 2 anni di stop. Siamo contentissimi di aver organizzato quest'anno Fiera della Possenta per la 71esima edizione, bellissima giornata di sport, grande gran premio sempre in memoria del Cavalier Bertoni, e quindi buona fiera a tutti, non vedevamo l'ora di ritornare a Ceresara con Fiera della Possenta.